Calogero, buonasera, oggi siamo a Caccamo, Sì. la città che tu porti nel cuore. Hai deciso di ritornare in Sicilia dopo aver lavorato fuori dalla regione. Sì, sono stato per tanti anni fuori dalla Sicilia, nella fattispecie a Steriate, un po' in giro anche per il mondo in realtà, perché sono stato anche in Giappone, in Qatar, insomma, quando facevo il cantante. Ecco. Però nel mio cuore c'è stata sempre la Sicilia e non vedevo l'ora chiaramente di ritornare in questo luogo che mi dà gioia e serenità. Cosa rappresenta per te la Sicilia? Per me la Sicilia è un posto magico dove, come dire, vivere in totale serenità e in totale tranquillità. È un posto dove, forse perché ci sono nato, diciamo, mi sento accolto e mi sento ben voluto da tutte le persone che conosco. Tu hai svolto il tuo lavoro fuori dalla Sicilia, sei stato anche un cantante lirico di grande fama, hai messo un po' da parte la tua passione per portare avanti poi un'attività imprenditoriale e dare posti di lavoro nel tuo paese di origine, a Caccamo. Sì, diciamo che sono sempre stato una persona che vuole sempre condividere la propria fortuna. È per questo motivo che ho pensato di aprire questo punto vendita per soprattutto condividere la mia fortuna e dare anche lavoro ad altre persone. Per fortuna sono stato corrisposto perché i miei dipendenti sono persone che si fanno in quattro per me, mi stanno aiutando ad avere successo. Ecco, queste sono le colline che si possono ammirare da Caccamo, quindi tu hai recuperato questo luogo che prima dava lavoro e poi è stato chiuso per tanto tempo e tu sei riuscito a riaprire, a dare vita e a creare un punto vendita per dare lavoro e anche delle opportunità in più per chi abita a Caccamo. Sì, certo, grazie alla collaborazione di varie persone, i proprietari, io e tutte le persone, anche lo staff dell'ARD, nella fattispecie anche Nino Mangiapane che è addetto all'espansione delle punti vendita ARD, anche Gianni Ballariano che, come dire, mi hanno aiutato molto, e il capo area, e anche al Calmero Osciuto che, come dire, hanno creduto in questa location, cosa che altre realtà, come dire, non avevano creduto, e quindi, come dire, abbiamo potuto fare di tutto per rendere questo luogo un punto di riferimento. Qual è il sogno nel cassetto? Beh, il sogno del cassetto è di espandermi nel settore, di aprire altri punti di vendita magari in altri posti, oppure, diciamo, diversificare e aprire altre cose, diciamo, anche a Caccamo stesso, chissà. Ecco, quando tu stavi fuori, lavoravi fuori, avevi successo, ma ti mancava qualcosa, ti mancava la tua Sicilia. Mi mancava la mia Sicilia perché, come dire, senza questa terra credo che non sono nessuno, sono parte integrante di questo territorio, mi sento quasi come dico sempre, un pezzo di terra, un sasso, parte dell'aria, cioè polvere di questa terra, quindi ho la necessità di abitare qui in Sicilia, anche perché la sera quando torno a casa da Caccamo verso Sciara, perché abito a Sciara, apro le finestrine anche se c'è caldo e voglio respirare quell'aria che respiravo quando ero bambino. Il sogno allora è stato realizzato. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia e magari speriamo che tutti i siciliani che oggi sono fuori da questa terra per lavoro possano ritornare presto nella loro terra, perché se si vuole qualcosa, se ci si impegna, si può realizzare il proprio sogno, vero? Sì, assolutamente sì. Io dico sempre 1000 miglia cominciano con un passo e basta solo avere il coraggio di farlo. Quando sono ritornato qua da Seriate, sono tornato qua perché mia moglie è stata chiamata a insegnare a Caccamo, lei insegna lettere alle scuole medie di Caccamo. Io sono ritornato da disoccupato, quindi non bisogna mai avere paura di come dire, fare grandi salti, perché c'è sempre qualcuno che poi alla fine ci protegge, e che se abbiamo il coraggio e la forza e la tenacia possiamo raggiungere grandi risultati. Grazie, allora a presto, magari torneremo qui a Caccamo per una serata lirica.
Speriamo, sì, sicuramente stiamo organizzando delle cose affinché, come dire, questo altro mio sogno venga realizzato. Il mio sogno è fare lirica nel paese di Caccamo, che è una città che si presta molto a questo tipo di evento culturale. Perché è piena di storia, di cultura e anche ricchezza delle persone che ho visto, diciamo, un popolo che è meraviglioso, che si presta ad ogni tipo di evenienza. Intanto questa è la serata clou dell'estate, perché c'è la Castellana a Caccamo, Castellana che ti ha visto anche come artista lo scorso anno. Sì, l'anno scorso ho avuto il piacere e la possibilità di partecipare come artista. Ho fatto diciamo, sono stato un personaggio di un'opera scritta dal maestro Scossone, grazie a Mimmo Rizzo che mi ha spinto a ritornare a cantare, perché non cantavo da tanto tempo. Sono riuscito a fare questo personaggio ed è stata una bellissima serata che ha avuto grande successo. Grazie, allora a presto, un saluto a tutti amici da Caccamo e seguiteci in pagina perché vi racconteremo anche questo grande evento, la Castellana, in programma qui in questa località del Palermitano. Fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi mandiamo un abbraccio da Caccamo in provincia di Palermo. Ciao ciao!